Radio Padania Libera, nuovamente in diretta, diamo subito la parola ora ad Andrea Rognoni, 02 66 20 35 29 per parlare con il professore, e poi filo diretto in compagnia di Leo Sigre. A te la linea, Andrea. Grazie Giulio Cesare, buona Padania, buona Benacchia, buona Italia a tutti. È l'ultima trasmissione questa di Terza Pagina, Arte Nord Terza Pagina, della nata 2018-2019. Poi lunedì ci sarà ancora una trasmissione di cultura padana e poi appunto il salto fino a settembre con le tanto agognate ferie che giustamente appunto il coordinamento generale di RPL ci concede ogni anno. Ecco, non sarà come la 14ª per i bancari, perché il discorso economico non esiste, ma va benissimo così, perché voi capite bene che a parlare tanto poi diciamo sicuramente ci si stanca. C'era anche un famoso libro intitolato Insegnare stanca, che mi riguarda, ma naturalmente tutta questa questione della stanchezza, che è un vecchio refrain italico italiota, val bene metterlo da parte, anche perché siamo di fronte ovviamente ad un cambiamento epocale, soprattutto dal punto di vista culturale, come tante volte in qualche modo evocato e procrastinato. E vi avevo detto già che in agosto, proprio in agosto, cadono 3 compimenti di anno che non sono celebrazioni, perché naturalmente lo spirito dello storico è quello di andare a recuperare in corrispondenza con dei numeri esatti, 250, 200, 150, 150, degli avvenimenti che possono essere accaduti proprio in agosto e quindi che vanno in qualche modo ricordati. Si staglia su tutti sicuramente Napoleone Bonaparte, perché Napoleone Bonaparte nasceva 250 anni fa, il 15 agosto, pensate, il giorno di Ferragosto del 1869 ad Ajaccio. Chi è stato ad Ajaccio ha visitato, come ho fatto io nel 2000, le stanze che videro da bambino Napoleone assieme alla sua nutrita famiglia, si renderà conto che Napoleone crebbe in un contesto abbastanza agiato, che tra l'altro lo ricordiamo sempre perché fa parte di quelle beffe della storia. La storia è beffarda, è un po' contraddittoria, ma forse è il sale stesso della storia che in questa maniera si dipana più velocemente e più agilmente. Il papà di Napo era un indipendentista corso e aveva collaborato con Pasquale Paoli al tentativo maldestro, a dire la verità, ma comunque onorevole ed eroico, di riuscire a liberarsi dall'Italia e dalla Francia, cioè due colpi grossi in una sola battuta. Voi sapete che la Corsica era stata praticamente quasi regalata da Genova alla Francia, ma giustamente i corsi di cui Napo era figlio, anche se ricordiamo la famiglia era originaria di Sarzana, comunque corso da qualche generazione e corso per abitudini, costume e condizionamento educativo. Ecco, appunto, i corsi volevano stare da soli. Voi sapete che ancora oggi un forte movimento di ispirazione corsista esiste, ma naturalmente non riesce a imporsi sul resto dei partecipanti alla gara, non nel senso di stazione, ma alla gara della politica, perché evidentemente qualchedun altro in questo momento è più forte, cioè i francesisti. È un discorso complesso, ma non mi interessa in questo momento, era solo per dire come Napo, essendo figlio di un indipendentista, crebbe in un ambiente particolare. E la beffa della storia sta nel fatto che Napoleone, piccolo grande uomo corso, mediterraneo, riuscì ad imporsi a Parigi e in tutta la Francia, a partire dai gradi militari che riuscì a vestire, e divenne l'orgoglio della Francia per l'eternità, cioè diventò il più grande francese, diremo così ad honorem, e il più grande francofono di tutti
i tempi, anche se conosceva ancora da vecchio il suo bel idioma corso, che è un idioma, come sapete tutti, a metà strada fra il ligure, il sardo e il toscano. Su popolo corso l'aveva in qualche modo generato, partorito ed educato, ma la France, con tutto quello che poi si trascinava dietro come rivoluzione francese, anche come giacobinismo isterico e insomma in qualche modo repressivo, poi fu trasfuso nell'anima napoleonica, che divenne a poco imperatore, e quindi riuscì a dare quel respiro che neppure i re francesi, anche l'ultimo decapitato, ma poi naturalmente i falsi re che ci saranno ancora nell'Ottocento, e ancora tutti quelli che si ritengono oggi eredi dei re francesi, sarebbe un discorso complesso e lungo, impallidiscono rispetto all'impero creato da Napoleone, che giustamente giace in una delle residenze più belle, l'Hôtel des Invalides di Parigi, lungo Rue de Varenne, perché viene ancora oggi tributato di un grande onore. Quale giudizio possiamo dare su Napoleone? Napoleone era un uomo dotato di grandi talenti. Sapete che fu anche scrittore, si interessò perfino di matematica, ebbe una strategia militare inedita e fortunata, almeno fino alla battaglia di Waterloo, che perse anche miseramente per colpa del clima infausto del Belgio. Ma Napoleone, portandosi dietro un po' la rabbia dei corsi un po' sfruttati, vuole dimostrare di essere piccolo e grande al tempo stesso, nel riuscire appunto attraverso una catena che divenne quella dei suoi grandi ammiragli, nipoti e parenti, riuscire a incatenare l'intera Europa, come non era mai riuscita il tricolore, peraltro tricolore bianco, rosso e blu, subentrato ad altre bandiere precedenti, e non ha mai riuscito a fare. Napoleone, il giudizio su Napoleone è complesso. Non è un caso che rispetto ad altri dittatori, perché per un certo periodo Napoleone fu anche dittatore, della storia anche più contemporanea, gode comunque di una stima che purtroppo, senza far nome, i dittatori sia di destra che di sinistra del XX secolo non godono. Certo, soprattutto perché non fu così barbaro come uno Stalin o un Hitler, ma al di là di quelle che sono le misure talvolta un po' assurde per classificare gli uomini politici della storia, noi dobbiamo dire che Napoleone fu furbo in tutto. Fu furbo, abile, in qualche modo mefistofelico in tutto, perfino nel nascondere le sue porcate. E come tutti sanno, Napo era molto bravo nel riuscire a far fuori il patrimonio artistico, culturale, pittorico di vaste plaghe dell'Europa, compresa la Padania e l'Italia, per portare tutto a Parigi. Naturalmente questa vulgata del Napo ladro è trapassata in tantissimi modi e è arrivata praticamente fino a noi. I luoghi comuni non sono mai piacevoli, perché non corrispondono mai esattamente alla realtà, però un fondo di verità c'è sicuramente, e Napo, a cui sono state dedicate città, vie, palazzi, perché evidentemente la sua figura ha debordato nell'epoca contemporanea. Napo soprattutto è responsabile di un fatto: il nuovo codice civile penale da lui introdotto non è arrivato fino ai nostri tempi, però sicuramente ha condizionato molti codici che sono arrivati quasi fino ai nostri tempi. Soprattutto ha introdotto, partendo da una mentalità laica e per certi aspetti anche un po' atea del primissimo Napoleone, riadattandola in un contesto cristiano col quale doveva entrare a compromesso per riuscire a ottenere più potere, ma certamente il divorzio, un certo tipo di mentalità tipicamente laica, fu lui a introdurla in Europa.
assieme a tantissime altre cose molto interessanti nel bene e nel male, il concetto di liceo, cioè di scuola superiore che i ragazzi di tutta Europa dovevano affrontare dopo la scuola media, quindi attraverso un meccanismo selettivo che era soprattutto di tipo culturale e intellettuale. Poi ancora la questione abbastanza vexata di come il Napoleone riuscì in qualche modo a trattare quella che era l'amministrazione pubblica, cioè i famosi prefetti, la prefettura, che in realtà era nata prima, era nata già come idea durante la Rivoluzione francese col direttorio, divenne la palestra ufficiale attraverso la quale lui governò gran parte d'Europa, e ancora oggi il prefetto è una figura francamente stomachevole che continua ad agire anche in Italia in termini poco raccomandabili. Quindi sono tanti gli elementi che hanno giocato a partire dalle idee che aveva in testa in quel cranio molto vulcanico il Napo, che hanno giocato poi nel destino di tutta l'Europa. Ma di più, questi in fondo sono soltanto degli elementi nozionistici, ma secondo me Napoleone ha creato un tipo di borghesia che è riuscita ad andare avanti ancora perlomeno fino al 1968, per 150 anni, cioè un tipo di borghesia classica basata su un patto contrattuale di stampo matrimoniale che poteva anche essere estinto, ma che prevedeva numerosi figli, un atteggiamento abbastanza di investimento dei soldi e di risparmio, e tutto un susseguirsi di elementi che facevano della donna comunque la regina della casa e quant'altro, pur già essendosi dal punto di vista napoleonico liberata di alcuni vincoli tipicamente medievali e protomoderni che evidentemente non riuscivano più a star dietro alla figura di questa nuova realtà femminile. Questo è soltanto una rapida pennellata su quello che poi ha costruito l'epopea napoleonica, perché ci sarebbe tantissimo da dire e tantissimo ancora da andare a scovare dal punto di vista della storia, non fosse altro anche come mistero e giallo. Per esempio la morte di Napoleone a Sant'Elena è stato davvero avvelenato dagli inglesi, oppure si è trattato semplicemente, come ancora oggi i testi scolastici, parlo da prof, ci dicono, di una gastroenterite? È vero che la gastroenterite non si poteva curare allora perché non esistevano i mezzi medici, clinici e talvolta chirurgici che esistono oggi, però rimane il dubbio che gli inglesi volessero farlo fuori definitivamente, non essendo ancora abbastanza anziano. In fondo morì a 51 anni, 52 anni, tra l'altro sarà appunto l'anno prossimo, tra 2 anni, il famoso 5 maggio, e si celebrerà, penso, tantissimo dappertutto, nel bene e nel male. Napo è stato avvelenato probabilmente dagli inglesi, perché Napo non doveva sopravvivere, né lui né i suoi seguaci, nel suo mondo balordo, che visto dal congresso di Vienna, dalla Santa Alleanza, costituiva fonte di perversione moderna, e visto dagli inglesi costituiva evidentemente quel fronte nemico francese che ancora oggi in larga parte costituisce un problema. Quindi Napoleone ha vissuto sempre un po' in cima a un rasoio, no? Sul filo del rasoio, perché certamente quella ventata di novità enorme che lui ha portato in tutti i campi non poteva essere digerita facilmente né da un fronte reazionario né da un fronte rivoluzionario, ma in realtà la forza di Napoleone sta proprio nel fatto di essere riuscito a vincere nel tempo la sua eredità, che, ripeto, non è limpidissima ed è anche indigesta per tanti motivi, ma è riuscita a vincere nel tempo perlomeno fino alla secondo dopoguerra, per tantissimi motivi. E non dimentichiamo che anche alcuni dittatori del XX secolo larvatamente si sono ispirati a lui, anche se poi negli effetti, almeno come immagine, sono stati più cattivi, bastardi e assassini, però nella realtà hanno colto molto la lezione di Napoleone, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista degli affari di Stato, per la capacità sua di riuscire, per esempio, a introdurre il nepotismo nella quantità giusta che basta per riuscire a diffondere una certa ideologia, un certo modo di vivere. Un nepotismo che poi nella realtà è andato avanti ancora e c'è ancora
magari dissolto non più a livello statale, ma dissolto nei gangli dello Stato, dalle lobby alle associazioni, alle istituzioni, quindi comunque che in qualche modo si rifanno tutte esse ancora a quel tipo di napoleonismo che abbiamo visto tantissimi secoli oramai fa. 250 anni passati dalla nascita, 200 nel 2021 dalla morte, e in qualche modo quel mito continua sottile, pervicace, è difficile da scrostare in tutte le forme, in tutte le maniere, e naturalmente ci sono dei presidenti francesi che tentano di copiare quel napoleonismo e lo fanno male, lo fanno da beceri, lo fanno da incapaci, senza far nomi, e questi presidenti poi prima o poi vengono puniti dalla storia, puniti sicuramente dalla storia. Oltretutto, mentre in epoca napoleonica e almeno per tutto l'Ottocento inoltrato il mondo tedesco era subordinato a quello francese per tanti motivi anche culturali, nel Novecento le cose si sono ribaltate e quindi la Francia ha dovuto subire moltissimo diciamo così, la forza delle idee e delle malefatte che arrivava proprio da oltre Reno, e quindi costituiva un macigno per tutti quelli che avrebbero voluto in qualche modo imitare o portare avanti direttamente l'epopea napoleonica. Ecco, con questo chiudo questa pagina, perché appunto, non essendoci in radio in agosto, sentirete che comunque in tutto il mondo verranno celebrati i 250 anni della nascita a Ferragosto di questo personaggio, che è legato anche all'isola d'Elba, un'isola d'Elba che insomma in qualche modo vive ancora turisticamente un po' dell'immagine napoleonica. E come libro vi raccomando, per capire Napoleone, il libro di Ernesto Ferrero, N, che è uscito una decina d'anni fa, edizione Einaudi, e che sicuramente rappresenta ancora oggi lo zenith per tutti quelli che almeno dal punto di vista padano-italiano vogliono affrontare la tematica napoleonica. Ma arriviamo a un altro fatto mostruoso che avvenne nell'agosto del 69, 50 anni fa. Il 69 è stato un anno terribile, orribile. Poi arriveremo anche all'autunno caldo e alla strage di Piazza Fontana, ma per adesso fermiamoci all'agosto, perché in agosto ci fu la strage di Satana Manson e Woodstock. Nei giorni di Ferragosto, tra il 15 e il 18, l'epopea di Woodstock. Guardate, paradossalmente le due cose sono molto più intrecciate. Woodstock e la strage di Satana Manson sono molto più intrecciate di quanto si creda, perché proprio in quel 69 il boom della musica rock si trascinava dietro anche un certo tipo di satanismo. Qui voglio spiegarmi meglio, perché presumo che voi mi considerate un minimo intelligente da non avere delle posizioni di tipo reazionario in campo religioso, anche se poi sarebbero giustificate da comportamenti non proprio esemplari e fortemente distruttivi dell'attuale Chiesa. Ma quello che voglio dire io è questo: io vi sto dicendo, non credo nell'esistenza di Satana, credo nell'esistenza del satanismo, e il satanismo ha contato nel mondo e conta ancora oggi come fissazione da parte di qualcuno di essere schiavi di quell'entità chiamata Satana, d'accordo? E quindi il primo, l'artefice, il capostipite, il fondatore del satanismo contemporaneo si chiama Charles Manson, morto qualche anno fa, che il 9 agosto del 1969 entrava in una villa di Los Angeles per trucidare una famiglia che era poi la famiglia legata al regista Roman Polanski. Il regista Roman Polanski aveva sposato la più bella ragazza d'America, Sharon Tate, che venne trucidata assieme ad altri 4 amici nella villa di Los Angeles. Da parte di chi? Da parte della cosiddetta famiglia. Era il 9 agosto, attenzione, del 1969. Quella mattina, quando diciamo era nata, perché già allora mi ricordo c'era l'idea della vacanza agostina anche in America,
e nessuno si poteva immaginare che ci fosse un'operazione di questo genere. Bene, la famiglia, poi vi spiego cos'è la famiglia di Satana Manson, entrò in quella villa e trucidò tutti quelli che c'erano. Il giorno dopo ne trucidò ancora degli altri e ancora degli altri ancora. Satana Manson fu poi arrestato e scontò tantissimi anni in galera. Certo, fu chiamato Satana Manson perché, ecco appunto, il concetto di famiglia è interessante, perché in Italia purtroppo siamo abituati a parlare di famiglia o in senso positivo costruttivo, come quella che è stata celebrata alla fine di marzo a Verona, oppure in senso sinistro criminale per le famiglie di casa nostra, di Cosa Nostra, ecco, che sono quelle mafiose. Ecco, lì invece era stata formata in America, nell'America occidentale, molto diversa dagli Stati Uniti orientali, quindi più vocata all'esoterismo, al satanismo e a quant'altro. Era stata fondata una famiglia di satanisti che facevano quotidianamente dei riti in onore del Belzebù, tanto da loro decantato, e la punizione di Belzebù nei confronti del mondo doveva essere atroce, specialmente nei confronti di quelli che non si comportavano secondo il volere di Belzebù stesso. Così la pensavano i componenti della famiglia, e in particolare Charles Manson, detto Satana, cioè persone che venivano considerate degradate dal punto di vista del comportamento sociale o culturale. E noi dobbiamo sempre pensare a Roman Polanski, che era andato qualche giorno prima a girare e non era presente fortunatamente la sera del 9 agosto, la notte del 9 agosto lì nella villa di Los Angeles, Roman Polanski, il marito di Sharon Tate, perché era andato a girare Rosemary's Baby, che viene considerato un film molto pregno di ispirazione e di forme a sfondo satanistico. Io ho una teoria che altre volte vi ho esplicitato, che vale anche per la massoneria. La massoneria contemporanea, che è una cosa, e il satanismo contemporaneo, che è un'altra di cui stiamo parlando, sono due grandi realtà perfide e bastarde che presentano al loro interno dei gruppi, delle correnti che si combattono l'una contro l'altra per riuscire a imporsi. Nella massoneria queste correnti pilotavano anche dei fenomeni politici del Novecento per riuscire a vincere l'una sull'altra. All'interno del satanismo, di quel complesso fenomeno che poi ha prodotto recentemente anche in Italia tutta una serie di malefatte criminali, vedasi il caso di Busto di qualche anno fa, all'interno del satanismo c'era qualcuno che voleva prevalere su un'altra corrente satanistica alla quale, secondo taluni, non è una mia affermazione, della quale faceva parte anche proprio Roman Polanski, il regista, che è molto celebrato nell'ambiente losangelino, proprio perché fu il primo a sdoganare certi molto tabù ancora nell'America, negli States degli anni 60. Perché vi dicevo che Woodstock è un po' collegata? Allora, io rispetto il valore della musica. Qual è la posizione di Andrea Rognoni? Rispetto il valore della musica. La musica è libera, la musica può fare quello che vuole, l'arte è libera di fare quello che vuole. Però non possiamo negare che in alcuni passaggi dei testi dei principali responsabili della musica rock, e quindi anche di quelli che parteciparono a Woodstock 50 anni fa, c'erano degli elementi di ispirazione satanica e satanistica, che certamente vissuti da hippie, e va bene, e ci sta, nessuno sta qui a fare il moralista, vissuto da hippie, questi motivi erano anche l'amore libero
e riuscire a sverginarsi nella maniera migliore, sentendo la musica. Che cosa dobbiamo star qui adesso a fare i bacchettoni? No, però al tempo stesso dobbiamo anche essere coscienti, cari ascoltatori, cari video ascoltatori, per chi mi sta guardando adesso in questo momento, dobbiamo essere coscienti che quella era l'ispirazione di una parte dei partecipanti a Woodstock, con tutto il rispetto e il valore della musica che si faceva, perché evidentemente quella era la grande ondata di mentalità dell'epoca, che allora era al suo culmine, naturalmente, e che ha portato anche, dietro questa spinta, alla completa liberazione sessuale, la quale liberazione non sto giudicando negativamente, perché io sono uno storico e dico, storicamente le cose dovevano andare così, non è che si potessero fermare, non è che si potessero impedire o ostacolare, e sono andate in una certa maniera. Però non possiamo neanche negare che in quella musica lì ci siano delle fonti di ispirazione. Non me ne frega niente, non esiste Satana, però esiste il satanismo, e il satanismo è in grado di condizionare le menti del mondo, anche a livello geopolitico e culturale. Io adesso mi sto congedando, vi faccio vedere 2 libri che sono tra i miei ultimi: Il viaggio del Graal numero 2 e Il viaggio del Graal numero 1 sull'antichità. Vedete, sono agili libretti, chiedetemeli attraverso artenordreview.org. Ripeto, è la storia del Sacro Calice di Cristo. artenordreview.org, lì trovate dentro una mail, andate nel sito, trovate una mail e tranquillamente mi ordinate i libri, io ve li mando subito. Il viaggio del Graal. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Arte Nord.